Forse in preda ai fumi dell'alcol, dopo una serata trascorsa in una piscina, due giovani di origine marocchina hanno iniziato una lite finita nel sangue. Le condizioni di un diciottenne sono appese ad un filo. È accaduto vicino ad un chiosco in un piazzale nei pressi di un'azienda meccanica cerea. Gravissimi i traumi riportati dal ragazzo, che prima è stato portato all'ospedale di Legnago e poi trasferito d'urgenza a Borgo Trento, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Il diciottenne è stato colpito alla testa con una bottiglia, sembra da un coetaneo connazionale, ed è crollato a terra. Quest'ultimo le scorse ore si sarebbe presentato ai carabinieri accompagnato da un avvocato. Per lui è scattato l'arresto per tentato omicidio. Sulla vicenda gli investigatori mantengono il più stretto riservo. Gli accertamenti tecnici permetteranno di verificare se al diciottenne è stato fatale il colpo alla testa, che sarebbe stato inferto con una bottiglia, o se la successiva caduta avrebbe causato il gravissimo trauma. Da allora la vittima non ha mai ripreso conoscenza. I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire quanto accaduto qualche giorno fa tra i ragazzi e quale sia stato il motivo della violentissima lite. Al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.